Franchi, a lei la parola. Siamo arrivati anche al discorso del personale. Se da un lato non si può agire perché c'è un contratto comunque nazionale, qual è la criticità che voi ravvisate? Alla luce di quanto è emerso, ovviamente. La criticità per quanto riguarda il personale è che questa riforma, se non mantiene le IPAB in un alveo pubblico, tramite l'azienda pubblica di servizi alle persone, la trasformazione in fondazione porta il personale a un cambio di contratto. Questo è già successo in altre regioni, la cosa è già decisa a livello giurisprudenziale, per cui le lavoratrici vedono una perdita economica immediata di circa 100-150 euro proprio per l'applicazione di un contratto diverso. Scusa, guarda, vede Presidente, lei prima... Vede Presidente, lei prima diceva una cosa esatta e concreta, reale. Vale a dire, rispetto a 15 anni fa, la casa di riposo, così come era intesa, non esiste più. Gli autosufficienti dove sono? Lei ha fatto un elenco di specialità, Alzheimer, eccetera, demenza senile potrei aggiungere perché non l'aveva detta, hospice, eccetera, dove è richiesta alle lavoratrici, il 95% sono donne, Poi una piccola riflessione su questa dovreste farla tutti quanti. Allora, viene richiesta una professionalità rispetto a 15 anni fa che è il triplo. Minimo il triplo, e la risposta a un settore in crisi è il costo del personale, perché diceva chiaramente il Presidente, ma sono dati concreti, reali, spendo il 78% del mio bilancio sul personale, ho 10 milioni di euro, si fa presto a fare i conti, 7 milioni e 8 sono di personale. Se mi togliete l'IRAP o me la portate a livello del privato, risolvo il problema delle maternità, però sono tutte lavoratrici e poi vedremo chi fa figli da questo punto di vista, e delle malattie, io risparmio 600.000 euro. Ok, il privato però ha una spesa, in questo caso del personale, che sta sotto il 60%. Quindi la differenza 600.000 euro, ha ragione l'assessore, non risolviamo mica il problema, sa, per il semplice fatto che lei in questo modo recupera solo parzialmente la cifra di differenza di spesa personale rispetto al paragone che faceva lei, rispetto al privato. Le servono 2 milioni di euro per andare a recuperare, sull'esempio del Presidente, nella sua struttura, gli altri soldi, 1.400.000 euro, non c'è mica tanto, o si fa l'evasione o si paga meno la gente, perché non credo che il pane diminuisca, non credo che altre forniture diminuiscano. Esatto. Quanto diceva il Presidente della Commissione, è necessario in questo caso fare rete nei riferimenti proprio per quanto riguarda gli acquisti e tante altre cose. Il personale in questo momento cosa sta pensando? Mi chiedono sempre di più, maggiore professionalità, adesso c'è una riforma che rischia di portarmi nel contratto più basso, quello che paga meno. Quindi sono un po' terrorizzati. Certo. Esatto. Questa è la situazione. È primo una questione di carattere economico rispetto a una richiesta aggiuntiva di professionalità che si sta dando tutti i santi giorni da questo punto di vista. L'altro aspetto è una questione che è legata alla sicurezza del posto del lavoro determinate da troppe situazioni dove vedo gli amministratori che forse non hanno tutte quelle competenze di cui si faceva prima riferimento, cioè la mancanza di competenze da questo punto di vista, perché sono imprese importanti, 200 dipendenti non sono pochi da questo punto di vista, che devono dare un servizio a quelle persone che molte volte vengono rifiutate dal privato. Perché? Perché non sono produttive di guadagni, non c'è un utile. Se ho un ospite che tra quota sanitaria e quota alberghiera che paga direttamente l'anziano o il familiare, incasso anche 100 euro, e sono tanti, ok? Visto dall'ottica dell'utente, il familiare che paga 48 euro o 50 o 52 al giorno di retta alberghiera non ce la fa più, ha ragione lei da questo punto di vista, e capisco le preoccupazioni dei cittadini in questo senso. L'altro aspetto che noi abbiamo è se questi privati non li vogliono più perché costano di più. Il servizio costa più di 100 euro al giorno. Arrivano da voi perché noi pubblico non possiamo rifiutarli. Domani facciamo tutte quante fondazioni, così anche le fondazioni potranno, come il privato, rifiutare questi anziani. Allora Scusi, Assessore, però cosa ne facciamo? Aspetti. Devi metterli nelle condizioni di vivere, allora, è il problema. Su questo ci voglio ragionare. Su questo la CGIL continua a ragionare da anni in tutti i tavoli, in tutte le IPAB. A differenza di chi
ha un ruolo politico e quindi non fa nomi e cognomi, ne faccio uno. Assessore a commissariato, la più grossa IPAB della provincia di Rovigo, l'IRAS. Ero molto più giovane quando iniziai a seguirla a febbraio del 2001. A febbraio del 2001 quell'IPAB aveva un capitale superiore agli attuali 8 milioni di euro e in banca aveva 500 milioni di bot. Mi tirarono le orecchie perché da giovane sindacalista non dovevo dire quella cosa ai giornali praticamente. 2001? 2001. Lei sicuramente sa la condizione economica adesso. Cioè non solo non c'è quel capitale, quei soldi erano determinati da capitali, cioè immobili, certo, terreni, eccetera, ha l'esatto opposto di debito però. 8 milioni circa. Esatto, quindi noi da più 8 milioni siamo passati a meno 8 milioni. Questo dal 2001 ad oggi. La domanda mia è, ma bisognava arrivare a questo punto? Purtroppo la Regione non ha poteri. La Regione può arrivare a commissariare questi enti solo quando siamo alla catastrofe. Allora, in questo momento di crisi complessiva, anche questo sistema socioassistenziale va in crisi, la risposta è quella di facciamo fondazioni e scarichiamo i costi sulle lavoratrici. No, che cosa volete da queste lavoratrici? Allora, la Fornero mi manda in pensione a 67 anni. E passa. No. Ce l'immaginiamo. C'è la rivalutazione delle pensioni, anche quando ce l'immaginiamo le nostre ragazze, Presidente, per cortesia. Sto sempre in silenzio, delle ore molte volte. Ce l'immaginiamo le nostre ragazze che a 67 anni fanno il bagno assistito ad un anziano di 80, 90, 100 kg, colpito da demenza o un Alzheimer o altre situazioni. Cioè, abbiamo una struttura privata dove c'è un certo tipo di... Vabbè. Non arriviamo a 67 anni. Quando hai un'ernia, esci dal mondo del lavoro, punto. Questa è la situazione. C'è poco a fare. Sì, il pubblico si sta muovendo dicendo hai problemi di salute, esci dal mondo del lavoro, ti caccio via praticamente. Allora, queste ragazze noi diciamo, uno, fate figli, ma quando li fate viene contestato a loro che la maternità la paga il datore di lavoro pubblico, non l'INPS in questo caso. È anche vero che il datore di lavoro pubblico non versa i contributi all'INPS, quindi la paga direttamente. Non sono troppo tecnico, credo di essere capito. Sì, no, chiarissimo. Gli domandiamo di fare figli, gli domandiamo di fare l'assistenza lì e l'assistenza a casa, perché mi pare che quando giustamente l'assessore diceva abbiamo tante 104, perché chi fa l'assistenza a casa? Cioè la fanno gli uomini si prendono i permessi 104? No, gli uomini fanno la maternità o figli? Beh, maternità ben poca, figli sicuramente no, e alla fine gli contestiamo che hanno un mal di schiena e quindi non possono più lavorare e le vogliamo anche cacciare via. I problemi economici dove li scarichiamo sempre su di loro? No. Chiaro. Finita la storia qua, Sì, voglio sentire cosa dice anche il Presidente in modo che si crei interazione. Volevo replicare solo che in questo modo, no, se non c'è un sistema che ci pone alla pari del privato, noi dobbiamo ricorrere ad esempio a mano che va in pensione il personale che è dipendente pubblico, no? Si fa ricorso alle cooperative e allora siamo ancora peggio. Quindi non è questa la soluzione è a monte, ti ripeto, garantire quelle risorse necessarie per, a parte i casi di spreco che ha sottolineato Boron, no? Ma che consentono di essere, diciamo, alla pari col privato. Io volevo fare, perché mi tacciano di quelli che sono sostenitori del privato, delle fondazioni, ma io la vedo come ultima ratio, perché ci credo il pubblico. Ho fatto da 25 anni, ho sempre fatto l'amministratore pubblico, e non credo che abbia... Sono anche credibile, diciamo. E allora cerchiamo le soluzioni. Ma sono qua. Ad esempio, e forse ci sono anche le soluzioni. Una devianza che è stata fatta non adesso ma negli anni passati, ad esempio quella di allargare la maglia e concedere ad esempio nuovi posti. Abbiamo saturato, ad esempio, io conosco meglio l'Alta Padovana, ma abbiamo 500 posti in più, no, che ci mette, come si suol dire, nelle bracche di tela, perché l'ho detto prima. le impegnative ne abbiamo 1000 su 1500 posti, quindi i 2/3, e chi è che ci rimette alla fine? È il pubblico. Ma qual è la soluzione oltre a quella dell'IRAP, oltre a quelle delle impegnative? È quella che io ringrazio pubblicamente l'assessore perché si è fatta interprete
di quello che era il piano di zona dove noi, Cittadella, eravamo assegnatari dell'URT, cioè l'alternativa è quello di fare servizi che vanno ad arricchire la proposta alla persona, perché io credo, ma lo credo fermamente, che il centro servizio deve essere proprio il centro di servizi che si può dare alla persona. Cioè la persona è l'artefice centrale e noi concorriamo a dare tutte quelle risposte che la persona come persona nell'ambito familiare ha dei bisogni. Quindi ad esempio il centro servizi se è pubblico. Il fatto che l'alternativa dico è questo, perché questo mi consente anche di dare una risposta al territorio intanto, ma nello stesso tempo avere anche nuove risorse, perché ad esempio i 10 posti di URT, che vuol dire la riabilitazione, perché in ospedale si fa la riabilitazione sui traumi, per i casi cronici non sono in grado di farla. C'è l'anziano che si rompe il femore, così facciamo anche l'esempio. Alla fine deve arrangiarsi, ma ad esempio su un contesto territoriale, quindi in un centro servizi, questo è un servizio ottimale, come ad esempio l'ospedale di comunità, che io mi auguro che lo portino avanti, ma come proprio risoluzione di un problema, perché adesso è un problema di una esigenza, perché ad esempio quelli che vanno in ospedale, che hanno degli interventi, li tengono un giorno, mezza giornata, 2, 3 a seconda, però se hanno la necessità di cure specifiche mediche vanno a casa e la maggior parte non sono in grado di autogestirsi, per cui c'è la necessità dell'infermiera o dell'assistente domiciliare. Ad esempio noi siamo nelle condizioni di dare un servizio per 3 giorni, una settimana e quant'altro, no? E quindi diventerebbe un servizio completo alla megapiese. E allora su questo dobbiamo puntare, questo è un altro modo per dare una risposta in termini tangibili anche di risorse economiche. Ecco, però questo su questo però c'è un aspetto della legge che cita chiaramente quello che lei sta dicendo. Ma noi dobbiamo andare in questa direzione. Le premesse della legge dicono chiaramente si vuole andare in questa direzione, creare dei centri di servizio, le APSP devono essere dei centri di servizio. Snellisce ulteriormente la questione quando nelle conferenze dei sindaci inserisce i presidenti delle APSP, delineando in questo modo un quadro molto chiaro, mette al centro il servizio tramite un'azienda pubblica di servizi alla persona che può andare in convenzionamento diretto con i comuni e con le aziende, con le ULSS. In questo senso c'è già il disegno che, dal mio modo di vedere, e come organizzazione sindacale abbiamo condiviso e giudicato di lungo periodo, perché non possiamo pensare all'immediato. Se il problema è un problema di costi, allora bisogna riragionarlo in maniera diversa. Uno, non dimentichiamoci la storia, perché ci deve insegnare qualcosa. Se dopo più di 100 anni di Crispi ci troviamo in una situazione in cui molte risorse sono state sperperate, moltissime purtroppo, e le IPAB oggi devono comunque dare questo servizio pubblico che molte volte il privato non dà, o a costi esorbitanti che nessuno potrebbe affrontare, ragioniamo come mettere le future APSP all'interno del disegno che la Regione ha presentato con il progetto di legge 25, in tempi brevissimi, prima che scappino, perché la Regione è sommersa di tentativi di IPAB che vogliono privatizzarsi in fondazione. Che però sono bloccati nelle Un'ultima cosa. Sulla filosofia. L'assessore per lo più insomma ha avuto... Assessore, le faccio l'invito. Nelle more della legge, perché proprio credo che sia giusto insomma che svisceriamo... tutto questo patrimonio di chi è in questo momento? No, perché stiamo parlando di un patrimonio immenso. Oggi è in capo a ogni singola IPA. Noi, se voi avete letto bene la legge, c'è anche un articolo che dice di costituire un fondo regionale per le IPA estinte oppure le IPA, che quello può servire quindi poi alle IPA in difficoltà per fare un po' da garanzia, da patronage, eccetera, perché c'è il problema anche dei patrimoni che forse vanno distinti tra la gestione IPA e tutto il resto. Due cose velocemente. Allora,
Uno, noi pensiamo al centro servizi a 360 gradi, ci sono già delle esperienze, penso all'ISRA di Treviso che adesso gestisce anche l'assistenza domiciliare del comune, quindi anche tutto il discorso della domiciliarità, e qua dovremmo arrivare quindi anche i comuni invitandoli eventualmente a usufruire di questi servizi, oppure i progetti che ci sono di co-housing, perché ci sono anche delle realtà, soprattutto nelle grandi città, in cui ci sono gli anziani ancora autosufficienti che però hanno bisogno di rimanere in un contesto protetto, e quindi vanno bene gli appartamentini protetti con la cosiddetta badante o assistente di condominio, o comunque con dei servizi comuni, lavanderia piuttosto, eccetera. Quindi anche questo può essere uno sviluppo di un certo tipo. Le strutture intermedie, in alcuni casi ci sono i medici di medicina generale, insomma ci sono dei ragionamenti a 360 gradi, proprio per dare concretezza un po' al centro servizi. Sull'impiego, allora questa è una grande partita, e io ho già detto che mi auguro di avere, ma insomma questo qui lo so, insomma, abbiamo già costituito il tavolo, ci siamo già visti, avremo un altro incontro quindi con i sindacati, un tavolo comuni, perché in questa partita non ha senso che ci troviamo su due fronti opposti. C'è la regione che fa un percorso, i sindacati che ne fanno un altro, le proteste che di volta in volta sono sotto il Farofini o sotto il Balbi, dei lavoratori che hanno paura di perdere, eccetera. Quindi su questo dobbiamo trovare, insomma, io credo un punto di incontro, una mediazione, insomma io mi auguro che ci sia proprio a vantaggio delle strutture, degli anziani, degli utenti e dei lavoratori, insomma vorremmo cercare di salvaguardare tutto, e questo è un terreno su cui con le sigle sindacali stiamo lavorando e vogliamo lavorare, quindi perché proprio, cioè, porci su due fronti diversi sicuramente non risolve e non agevola nessuno, quindi su questo insomma l'apertura regionale c'è, credo anche dall'altra parte, insomma trovare insomma dei sistemi, proprio perché ha ragione, nel senso è un lavoro usurante, cioè loro hanno il problema che a un certo punto hanno le persone che non possono più fare quel lavoro e quindi cioè, vengono mantenute ma devono essere ricollocate, non è che c'è un ricollocamento o licenziati, va bene, ma in alcune strutture che conosco io, ho visitato, sono state anche ricollocate, però allora si è perso forza lavoro. C'è il problema degli standard, quindi della legge 22, che anche lì possiamo un po' lavorare, se insomma ci sono degli standard a volte eccessivi, che non penso che siano quelli del personale, perché come diceva effettivamente oggi però c'è una richiesta molto forte per quanto riguarda del personale assistenziale, sociosanitaria, quindi lì non ha senso ridurre molto gli standard, però va anche questa rivista. Quindi insomma io credo che la volontà da parte del legislatore, insomma della quinta commissione, della giunta, insomma del consiglio c'è per cercare oggi, visto che arriviamo tardi, visto che ci sono tanti esempi, visto che abbiamo anche una situazione tra virgolette esplosiva, perché abbiamo comunque citato alcuni casi che ci sono oggi e quindi sono già insomma tangibili. Credo che abbiamo l'opportunità, io credo insomma in tempi brevi, chiaramente non pensandoci troppo, di cercare di portare a termine una riforma che dia un po' queste risposte. C'è una regione in Italia che può essere modello, dove le cose sono state, che è simile alla nostra? Ci sono esempi opposti, c'è la Lombardia che però va bene, lei ha un sistema anche sanitario molto privatistico che ha privatizzato, quindi lì insomma si è andata verso la direzione della privatizzazione delle fondazioni, però anche il sistema sanitario lombardo è un sistema, quindi fa testo poco rispetto al nostro, invece che c'è la prevalenza del pubblico. C'è l'Emilia Romagna che ha di fatto invece tenuto il sistema pubblico, però è stato un po' un escamotage, perché il sistema pubblico poi è stato dato alle cooperative e quindi cioè, è un pubblico camuffato, insomma, se vogliamo, insomma, è giusto che ce lo diciamo. C'è il governo pubblico e poi però la gestione poi è stata data insomma alle grandi cooperative o comunque eccetera. C'è il Trentino che sta legiferando adesso sull'accorpamento e quello lo stiamo guardando abbastanza con attenzione, perché il Trentino sta cercando appunto di accorpare, ridurre, mantenere la natura pubblica, però accorpare, quindi creare... Esatto, il progetto dell'accorpamento. E quindi ecco, insomma, ci sono un po' questi modelli. Una domanda relativamente a questo: se queste strutture, auspicabilmente per avere maggiori entrate, un po' come suggeriva anche il Presidente Casalini, diventano dei centri servizi, come ha sempre propugnato anche diciamo il sindacato, però si cerca di accorparle,
Però succede che il centro servizi è utile al cittadino nel momento in cui è vicino al cittadino. No, ma noi non vogliamo spostare le sedie. Cioè, ma non è che... Accorpare non vuol dire, perché quando il cittadino sente accorpare immagina già... le sedie secondo me i presidi vanno mantenuti, ma non so... La gestione, diciamo, accorpare. Cioè, ci può essere un management forte, qualificato, però unico, per più strutture. Perfetto, i centri acquisti, i CDA possono essere ridotti, anche qua dei CDA un po' più, tra virgolette, qualificati, insomma, non... Anche il governo del personale può avere una eccetera. Ci può essere però il turnover del personale in un'area, cioè, ma non è che si vuole dire, non so, chiudiamo quella struttura perché però c'è una gestione, è come negli ospedali, noi abbiamo fatto gli accorpamenti, ma mica abbiamo chiuso gli ospedali. Ma si ricorda i problemi che erano insorti a suo tempo? Sì, no, ma dico, ma non li abbiamo chiusi, non c'è la riduzione dei servizi o dei presidi, c'è solo l'accorpamento delle funzioni, soprattutto amministrative, operative, tecniche. Che si fanno delle economie di scala. Gestionali, cioè io penso che questo potrebbe anche fare un passaggio di qualità, perché se ci fossero dei raggruppamenti di questo tipo qua, effettivamente poi la struttura potrebbe avere anche le risorse per prendersi lo specialista, il geriatra, quello che segue l'Alzheimer piuttosto che il Parkinson, e anche specializzarsi alcune strutture su delle tematiche ben precise, quindi dare un servizio, quindi uno sa che se va su quella struttura ha comunque dei specialisti perché hanno investito su questo, quindi potrebbe anche esserci, secondo me, anche un salto di qualità sui servizi di questo tipo. Questo è estremamente importante. Grazie della precisazione. Andiamo in pubblicità rapidissimi e poi ritorniamo insieme.